E i luoghi di ritrovo, che siano locali di intrattenimento piuttosto che anche altre situazioni, i concerti, ma qualsiasi luogo, ripeto, dove ci sono degli eventi di grossa affluenza, ma anche magari più contenuta, hanno sempre bisogno di un occhio di riguardo. Noi, oltretutto come strutture ricettive, da quel punto di vista là, siamo anche dotati di un numeroso servizio d'ordine interno, quindi anche a tutela dei clienti stessi. Abbiamo un servizio di telecamere molto distribuito nelle varie sale dei locali, quindi possiamo monitorare tutti gli eventi che nascono all'interno, quindi anche noi siamo per la prevenzione. Quando notiamo degli atteggiamenti un po' troppo sopra le righe, appunto, interveniamo cercando... Vi è capitato quindi? Ma può capitare che ci siano o i bulli, come si definiscono oggi quelli più giovani, ma anche quelli più sprovveduti o che vanno poi a provare a interagire in maniera anche un po' pesante con le donne. Ecco, in quei casi là o le donne stesse ci fanno presente: guarda che quel signore, quel ragazzo mi sta disturbando, e si interviene dialogando, cercando di dividere sicuramente le persone che vengono a contatto in questi momenti, insomma.